Danubio salato, cipolla croccante e mozzarella. Ma questo non è morbido, ma di più. L'ho fatto anche raffreddare, perché qualcuno mi dice: Maria, tu lo apri caldo, ma per chi ama la cipolla, questo lo dovete provare. È buonissimo. Noi lo andiamo a preparare. Andiamo. Latte, acqua, olio, cucchiaino di zucchero, lievito di birra fresco. Non so quante volte ho iniziato, ma ultimamente va così. Aggiungo un uovo, mescoliamo, aggiungo la farina, prima che finisco di impastare aggiungo la cipolla croccante, 3 cucchiai, aggiungo un po' di sale, sarebbero 2 cucchiaini di sale, e aggiungo la mozzarella tritata, ma voi ci potete aggiungere quello che preferite, come vi dico sempre io. Ecco qua, a questo punto dobbiamo impastare con le mani. C'è un profumo di cipolla, perché profumo, non odore. Ecco qua, a questo punto facciamo così, copro e faccio lievitare. È stato 1 oretta e mezza circa. La lievitazione cambierà da casa a casa, ve lo dico, se può stare un po' di più, un po' di meno. Adesso prendiamo uno stampo, questo qua misura 24. Ci ho messo l'olio di oliva per imburrare, ma potete imburrare come preferite, e ci formiamo le nostre palline. Ci formiamo le nostre palline tutte da 100 grammi. Ecco qua, chiudiamo e iniziamo a mettere qua. Ecco qua, io copro e faccio lievitare di nuovo. Dopo una mezz'oretta accendiamo il forno 180 gradi statico. Io ci ho messo un po' di olio di oliva sopra ed in forno. Io in forno, ma voi non vi muovete che torno subito. 30-35 minuti ed è pronto. Eccolo pronto, raffreddato, morbido. È freddo, perché qualcuno mi dice: Maria, tu lo apri caldo? No, è morbido, anche freddo. Provatelo.